E buonasera a tutti gli amici di Lombardia TV collegati in questo momento. Venerdì abbiamo Che Calcio Che Fa, la trasmissione che tratta il calcio a 360 gradi e lo fa sia per il weekend calcistico che andremo ad esaminare, ma anche per le partite di Coppa con le italiane impegnate in Coppa con risultati altalenanti, ma tutto sommato abbastanza positivi. Quindi parliamo di calcio a tutto tondo, parliamo soprattutto, visto che appunto Che Calcio Che Fa piace sconfinare in alcuni settori un po' particolari, parleremo di astrologia legata al calcio con il nostro ospite, l'astrologo legato appunto al calcio, Luca Sartini. Buonasera, e non c'è niente di più vicino al calcio delle stelle, dell'astrologia, fin dai tempi degli Aztechi. Il gioco della palla è un gioco che ha le stesse difficoltà della quotidianità, quindi che ha le fortune e le sventure che noi ci troviamo ad affrontare ogni giorno. Ecco, avete visto che con Luca non si scherza, l'astrocalciologo ovviamente sa cucire il gioco delle stelle con quello che invece è il gioco delle stelle calcistiche, quindi avremo modo di trattare più argomenti durante la trasmissione, specie nella prima mezz'ora. Lo faremo da un punto di vista, chiamiamolo così, astrologico, quasi etereo, impalpabile, con quello invece molto più realistico legato invece a un giornalista che è Alfonso Sciascia di Carta Canta Web. Buonasera a tutti, ciao Fulvio, sempre un piacere tornare nel tuo studio, saluto anche Luca. E siamo pronti. Bene, siamo pronti. Allora a questo punto ci deve essere anche un altro ospite che ha avuto un contrattempo. Mandiamo in onda. Anzi no, prima di questo mi stavo dimenticando una cosa incredibile, perché siamo nel periodo di Natale, periodo alla fine dell'anno, si sta pensando al 2019, quindi siccome Che Calcio Che Fa dà spazio a tutti per soprattutto le pubblicazioni, i libri e tutti i prodotti editoriali, una piccola informazione diciamo pubblicitaria perché è legata al nostro ospite che è Luca Sartini, con le previsioni di Luca Sartini sul numero di dicembre di Sirio, giusto Luca? Sì. Ecco, quindi hai da aggiungere qualcosa? Normale, va bene, non hai da aggiungere nient'altro, d'altronde bisogna comprarlo e bisogna leggere indubbiamente quelli che saranno appunto i cambiamenti e le trasformazioni legate al destino e agli astri. Mandiamo in onda la prima diapositiva, iniziamo col calcio. Abbiamo qua Luigi Guelpa che doveva essere qui tra noi, ma sarà prossimamente perché lui nel frattempo, qualche mese fa, ha scritto un bellissimo libro su Cristiano Ronaldo. Quindi questo è un po' il tema. Iniziamo con l'uomo che in teoria l'uomo di punta del campionato di Serie A di quest'anno, e quindi l'uomo è l'uomo della provvidenza. Lo domando ovviamente a Luca Sartini partendo da questa disamina astrologica e poi la vedremo invece declinata da un punto di vista più materiale, terreno. Sì, è l'uomo della provvidenza, è l'uomo che fa comodo alla Juventus per due motivi. La Juventus nasce sotto il segno dello Scorpione, ma la cosa fondamentale è che i due capisaldi, le due colonne portanti di quest'anno sono Cristiano Ronaldo e Allegri. Cristiano Ronaldo in particolare non è venuto per fare il pensionato, ma è venuto per vincere qualcosa di importante, e i transiti del prossimo anno spingeranno comunque Cristiano Ronaldo a lottare fino in fondo, comunque per tutti i traguardi che la Juve si proporrà davanti. Quindi insomma c'è un vincolo con Allegri in questa situazione, no? Un discorso legato quindi alla gestione di Cristiano Ronaldo, perché molti dicono per esempio sta giocando molto. Alfonso, sei d'accordo sul fatto che stia giocando molto, forse perché è un discorso contrattuale quasi? Sì, sicuramente tutti gli sponsor che ha dietro vogliono che lui sia partecipe di ogni partita, però un giocatore come lui non puoi non farlo giocare. Un giocatore chiave, un giocatore di un'alta categoria, e si sta mettendo completamente a disposizione di Allegri, cui stima, è un allenatore che stima, l'ha dichiarato non poco tempo fa, e a differenza magari di un Messi, è un giocatore che ha provato più campionati, quindi ha provato l'esperienza di più campionati e quindi ha fatto il fenomeno in più realtà europee.
Bene, andiamo con la seconda diapositiva, la numero 2, quindi è un po' collegato ovviamente a questo primo. Ecco, la Juventus riuscirà a fare il triplete, questo non solo vincere la Coppa dei Campioni, la Champions League, ma anche riuscire a fare il triplete. È ovvio che sta facendo man bassa di titoli in questi ultimi anni in Serie A, sta vincendo il campionato di Serie A con un discreto vantaggio sulla seconda, sul Napoli, e poi c'è anche la Coppa Italia, insomma, quindi potrebbe essere l'anno importante per la Juventus per il triplete, questo tanto agognato triplete per raggiungere l'Inter. No, non sarà. Attenzione, Luca non Sartini sarà dice no. Vabbè, finalmente qualcuno che viene fuori esce fuori allo sarà scoperto. un anno importantissimo, cioè la Juventus Scorpione. Luca, me lo dici per favore? No, non vincerà. Non vincerà. No. Semplicemente per un motivo, che sicuramente Cristiano Ronaldo è venuto in Italia per vincere qualcosa a livello europeo, ma il problema vero della Juventus non è l'attacco, non è la conduzione tecnica, non è neanche la storia stessa del tema natale della Juventus, ma è la difesa. Allora, se a marzo, quando ci sarà un passaggio planetario particolare, cioè Urano in Toro, i vari Bonucci che hanno incontrato delle difficoltà in questo periodo, riusciranno a ritrovare con l'appoggio di quelli che sono i capisaldi della Juventus la forza di tenere compatta la difesa e con un buon filtro di Pjanic, allora sì, la Juventus può puntare a comunque ottenere delle sfide quantomeno in parità con le più grandi formazioni europee, però io non credo che sia l'anno per la vittoria di un triplete, quindi rimarrà. Puoi ripeterlo? Sì, rimarrà all'Inter. Rimarrà all'Inter. Vabbè, sentiamo invece a questo punto Alfonso, non so, sei contento di questa definizione che rimarrà all'Inter e non sarà la Juve a raggiungere il triplete? Allora, guarda, io mi trovo abbastanza d'accordo con Luca, anche se non conosco astri e stelle, però penso che, vabbè, sicuramente nel mondo Juve si punta alla Champions, il triplete sarebbe bello per loro toglierlo agli eterni rivali interisti, però la Champions è il punto chiave. Secondo me cosa manca alla Juve per arrivare alla Champions? Manca un centrocampo solido con, abbiamo visto nella recente partita di Champions, un Pjanic abbastanza stanco, quindi si parla di un Pogba a gennaio, quindi magari dei rinforzi a centrocampo secondo me potrebbero giocare, e secondo me, parlando di campionato e Coppa Italia, fondamentalmente a mezza squadra, sono abbastanza. No, beh, di ricambi ne ha tanti, però soprattutto al posto di Pjanic vedo una lacuna, nel senso, e secondo me quello è un ruolo fondamentale, soprattutto per far bene in Europa. Se fosse Emre Can non è dello stesso livello, è meno tecnico, un po' più muscolare da questo punto di vista. Va bene, cambiamo argomento, perché qua è un argomento via l'altro, cambiamo ovviamente settore, squadra, parliamo per esempio con la numero 3, parliamo di una squadra ben precisa. Come vedete qua c'è la bella addormentata nel bosco, quindi questa sembrerebbe l'Inter, quindi domando se la bella addormentata nel bosco prima o poi si sveglierà. Luca, si sveglierà prima o poi oppure no? Secondo me sì, nel senso che non è una bella addormentata, ma è un'addormentata di Spalletti, che non so se quanto possa essere bello. Spalletti ha il compito di fare tutto quello che deve fare un buon allenatore, un grande allenatore in quest'anno. Non ha più possibilità, non ha più alibi, e al di là del fatto che è una persona intelligente, capace, sì, però non ha indubbiamente ancora espresso quel calcio che vorremmo vedere. Dall'altra parte c'è da dire questo, che l'elemento centrale dell'Inter da qui in avanti è Nainggolan, cioè tutto passa attraverso la forza di questo acquisto, che purtroppo che è un toro estremamente fragile, però potrebbe essere l'elemento che cambia lo spessore dell'Inter. Cioè praticamente il ninja, Raja Nainggolan, bacerà la bella addormentata nel bosco e quindi si sveglierà. Sei d'accordo, Alfonso, da questo punto di vista? Sono d'accordissimo, io il discorso Nainggolan l'ho già preso più volte, perché comunque giocatore chiave del centrocampo dell'Inter che manca fondamentalmente, era l'obiettivo, era migliorare il centrocampo prendendo un giocatore come Nainggolan, e sta mancando. Con Marotta che da poco ha ufficializzato, si potrà andare sul mercato magari avendo obiettivi più chiari e più decisi.
Se poi parliamo della recente eliminazione della Champions League, bisogna anche vedere a cosa mirava l'Inter, perché secondo me la posizione attuale che ha in campionato e il percorso che ha fatto in Champions, con la rosa dell'Inter, secondo me è un buon traguardo. Quindi ci sta, insomma, in equilibrato, quindi va bene. Adesso passiamo invece alla numero 4, e quindi sempre in area Inter, e vediamo una bella coppia, no? Quindi vorrei dire bye bye Inter, perché insomma tante volte è stato in qualche modo ipotizzato questo addio da parte del centravanti Mauro Icardi e della sua procuratrice Vanda Nara, e quindi qua chi meglio di Luca Sartini può darci una risposta a questo quesito incredibile che tutti i tifosi interisti stanno aspettando? Beh, intanto iniziamo a dire che Vanda Nara è una Sagittario, quindi sicuramente batterà cassa molto bene quest'anno, come ha sempre fatto, d'altra perché parte. I Sagittari battono cassa? Quest'anno c'è Giove favorevole, quindi loro sanno cosa fare. Il problema è solo uno: bisogna intendersi sulle squadre milanesi e sul mondo del calcio. Spesso le squadre importanti, ma anche all'estero, sono con dei segni doppi: pesci, Sagittario, gemelli. Allora, in questo caso l'anno del Sagittario è un anno di una muscolarità e di un modo di ragionare rispetto al calcio molto atletico, molto fisico. Maurito secondo me non c'entra con questa visione del gioco del calcio. È un talento enorme, sicuramente è uno dei più grandi e più talentuosi giocatori che sono passati anche tra le file dell'Inter, ma ricordatevi sempre che l'Inter ha avuto periodi in cui alcuni giocatori importanti erano come dire, degli uomini in più, cioè che sapevano fare squadra al momento giusto, dettare i tempi, e soprattutto quando mancava un uomo o c'era una difficoltà fisica intervenire loro. Maurito non è così, e il problema vero di Maurito è che si ritrova con quest'anno importantissimo per lui con alcune difficoltà che sono sempre quelle. Quando c'è il gioco lui si estranea, quando non c'è il gioco e il gioco passa soltanto attraverso i suoi piedi, lui non sempre riesce a finalizzare, e questo problema non solo fa arrabbiare gli interisti, ma fa anche capire che il gioco del calcio è cambiato, e forse un Maurito Icardi è un lusso che poche squadre si possono permettere. Beh, questa è una definizione quasi più tecnica che astrologica, nel senso che il calcio muscolare di cui stai dicendo, Icardi, è un po' un pesce fuor d'acqua in questo momento storico. È vero che il calcio è diventato molto ma molto muscolare. Rivolgo questa domanda ovviamente ad Alfonso: sei d'accordo da questo punto di vista? Quindi adesso io faccio la parte astrologica. No, perché Luca ha fatto... No, allora se guardiamo il momento attuale, si è sempre parlato di un Icardi che non... si è sempre parlato di un Icardi, un bomber forte, tanti gol in Serie A, in Europa League, fuori, nella Champions non l'abbiamo mai visto segnare. Ecco, la risposta è arrivata quest'anno, perché ha segnato in tutte le partite in casa. Quindi se io fossi un tifoso dell'Inter un po' mi preoccuperei, perché il Real, messo come ora, potrebbe essere un'insidia. Chissà se nell'ultimo viaggio appunto al Bernabeu, a cui ha assistito a Boca River, magari qualche emissario del Real l'ha contattato, non lo so, però aspettiamo quest'estate e vediamo cosa ha in mente Marotta per il giocatore. Bene, allora adesso passiamo invece dall'altra parte, dall'altra sponda di Milano, dove c'è il Milan, e c'è un allenatore che è appunto Gennaro Gattuso, che è stato un grandissimo giocatore, che ha vinto tantissimo. Devo dire la verità che calcisticamente parlando non è stato un grandissimo giocatore, però è riuscito a recuperare il gap che aveva nei confronti di alcuni giocatori di talento, come penso allo stesso Pirlo che aveva a fianco, con la sua personalità, la sua forza, la sua capacità di riuscire a superare momenti difficili. Questa situazione a livello proprio professionale da allenatore è venuta in parte a essere presente nella sua, diciamo, guida tecnica, ma molto, secondo me, invece è venuto dalla sua capacità invece di interpretare il ruolo di allenatore, e in questo è un po' una sorpresa. Quindi mi piace domandare a Luca Sartini se Gattuso lo considera un grande allenatore oppure un uomo fortunato, quindi frutto di una congiunzione astrale. No, Gennaro Gattuso non è soltanto, è un uomo fortunato indubbiamente, perché fa quello che ama, e questo non è cosa da poco.
però è un buon allenatore. Il problema è solo nella sua carta natale, lui è un Capricorno, è che arriva nel momento storico in cui il Milan si deve rifondare e il problema di fondo sono le risorse. Lui ha giocatori bravi, alcuni non sono ancora espressi come Caldara, e ha il compito di traghettare sia gli anziani che i giovani in un campionato comunque delicato, molto importante per le sorti del Milan. Io credo l'unica cosa che per certi aspetti manca a Gennaro Gattuso è il fatto che lui sia un grande lavoratore, grandissimo lavoratore perfezionista, però ancora non ha un'idea netta del calcio che vuole proporre, e quindi il Milan ha bisogno non soltanto di un allenatore, ha bisogno di un motivatore, di un allenatore, ma anche di qualcuno che vada oltre, che dia un'impronta al gioco del Milan. Io credo che dopo lui non Sacchi, la sta dando, dice non la sta dando. no, la sta dando perché è riuscito a ottenere dei risultati secondo me interessanti, ha un gruppo compatto, però io credo che ancora il Milan abbia espresso fino a un certo punto il potenziale, perché nelle teste dei giocatori, che non è facile arrivarci, non c'è quella rabbia, quella fame che per esempio l'Ariete Sacchi riusciva a infondere. Alfonso, riguardo a questo, riguardo appunto Gattuso, cosa dici? Sì, noi di carta canta siamo spesso a contatto con lui a Milanello, e cosa si può dire? Diciamo che personaggio schietto, personaggio che non guarda in faccia a nessuno, magari alcuni dicono che deve migliorare a livello di comunicazione con la stampa, però fondamentalmente è amato anche dalla stampa, perché comunque è un personaggio che risulta simpatico, e se parliamo del livello calcistico io penso che la sua competenza e quello che trasmette alla squadra si può solo tradurre nel ruolo di abate centrale degli ultimi periodi, nel senso un giocatore che nessuno gli avrebbe dato una lira in quel ruolo, si è adattato, sta facendo delle prestazioni ottime, e secondo me la mano di Gattuso in questo periodo, con la squadra che ha a disposizione per le varie defezioni, al quarto posto di classifica, è gran parte merito suo. Bene, allora abbiamo parlato di Inter, la bella addormentata, di Icardi, di Gattuso, abbiamo parlato delle due squadre Inter e Milan, quindi vorrei rivolgere a Luca, astrologo, una domanda. Milano, che ha queste due grandissime squadre, ha subito una flessione nell'ultimo decennio, però rappresenta forse la seconda, dopo Madrid, la seconda squadra che ha più Coppe dei Campioni, quindi insomma ha un passato glorioso, una città che è in crescita nel futuro, uno stadio San Siro da risistemare, le due società che stanno a poco rimettendo a posto l'asse, diciamo, societario interno, anche proprio come squadra in sé, e anzi non solo come squadra ma come società. Quindi cosa rappresenta, cosa sarà Milano nel prossimo futuro, quello più vicino, ecco, diciamo 2019 più avanti? Ci sono due realtà diverse, nel senso che il Milan, se noi guardiamo l'ultima giornata di campionato di Serie A, cioè del 26 maggio, il Milan potrebbe essere una sorpresa, nel senso che farà contenti i propri tifosi, perché ha comunque fatto il massimo di quello che poteva ottenere in questo campionato. Considerate che non abbiamo parlato di Gonzalo Higuaín, ma quello è l'elemento vero che potrebbe fare la grande differenza in questa stagione. L'Inter invece è molto rappresentata, quindi ogni scontro dell'Inter quest'anno potrebbe essere il motivo per poi caricarsi ed arrivare fino in fondo. Io credo che il futuro sia del Milan e dell'Inter, cioè questo è un anno di ripartenza per il Milan e dovrebbe essere anche un anno di conferma per l'Inter, purché non ci sia la discontinuità, perché il problema dell'ultima giornata di campionato è sempre quello, cioè una squadra forte come l'Inter che però ogni tanto perde costanza. Se riuscirà Spalletti finalmente a dare costanza all'Inter, allora sarà un campionato veramente diverso. E qui ritorniamo sempre sul discorso, dicevi prima, di Spalletti, che è un po' l'ago della bilancia, tra parentesi Spalletti che è stato messo molto in discussione. Alfonso, riguardo appunto le due squadre di Milano, quindi la rinascita, la vedi oppure no?
Guarda, questa è una domanda che mi avevi fatto anche l'ultima volta che ero ospite qui. Sai che mi sono dimenticato. No, era un po' diversa, ma in un certo senso ti rispondo come allora, nel senso che allora, è importante andare avanti nelle coppe, perché adesso l'Inter è in Europa League attualmente, quindi è importante. Adesso Andanovic ha dichiarato da poco che l'Inter vuole vincere l'Europa League, non so se è una dichiarazione una dichiarazione fatta un po' così, però è importante andare avanti nelle coppe europee e soprattutto nell'Europa League andare avanti e vincerla, perché secondo me hanno le potenzialità non solo Milan e Inter ma anche le altre squadre di vincerla. Per quanto riguarda le due società, il Milan ha un proprietario che ora è solido, ha un amministratore delegato nuovo, Gazidis, che punta sui giovani. Poi però bisogna vedere in futuro se la società rimarrà loro o cederanno. L'Inter sotto questo punto di vista è un po' più solida e poi bisogna fronteggiare il discorso fair play finanziario sia da una parte, sia sponda interista che sponda milanista. Questo staremo a vedere, c'è sempre quella spada di Damocle, dovrebbe incominciare un po' ad estinguersi. Vediamo la diapositiva numero 5. Qui parliamo dell'allenatore della nazionale italiana alla presentazione della maglia e quindi della sua nuova avventura sulla panchina dell'Italia. Luca ha svoltato la nazionale con Mancini, con l'ingresso di questo allenatore? Secondo me sì, è stata la fortuna sia di Roberto Mancini che della nazionale, nel senso che Roberto Mancini, che è un Sagittario ascendente Acquario, ha un futuro molto felice. Il suo compito è quello di far riappassionare l'Italia a quello che in fondo dopo la sventura di Ventura ci siamo trovati davanti. Devo dire onestamente che è più fortunato che bravo, però Napoleone amava i comandanti fortunati, non quelli che morivano dimostrando grandi capacità tattiche o strategiche. Quindi io spero che la nazionale italiana faccia veramente nei prossimi anni, negli anni a venire, quello che purtroppo non abbiamo visto negli ultimi anni. Beh, quindi è una sorta di, come si diceva, il cul-de-sac, un po' girandolo sull'allenatore Arrigo Sacchi, scherzosamente. Assolutamente. L'aveva detto Gnocchi, no? Gianni Gnocchi. Certo. Va bene, per ciò che riguarda Mancini invece, Alfonso, il tuo pensiero veloce riguarda questo? Il dopo Ventura aveva bisogno di un allenatore con un appeal europeo e Mancini sicuramente è uno di questi. Ha vinto, uno che vince, uno che si impone bene sulle squadre, sa far crescere dei talenti. Non dimentichiamo che ha convocato Zaniolo, stiamo vedendo Zaniolo cosa sta facendo in quest'ultimo periodo, quindi non è una convocazione fatta a caso, è di uno che ne capisce. Unica pecca, se vogliamo vedere, approfondire la convocazione di Balotelli appena è arrivato, che se la poteva anche risparmiare. Beh, magari quello è servito un po' per riavvicinare, sì, dare un po' di motivazione ai primi incontri. Quindi tu hai parlato di talenti, vediamo la 6. Eccola qua, i nuovi talenti italiani: Zaniolo, Verratti, che comunque ha 26 anni, comunque un giovane, Barella, Chiesa e Donnarumma, e quindi questo è il momento dei talenti. Sentiamo sempre da Alfonso, sì, visto che l'hai citati, il discorso di questi talenti, se rappresentano effettivamente un buon punto di partenza, se esistono, non esistono, bisogna puntare ad occhi chiusi perché tanto è quello che noi abbiamo. Qual è il tuo pensiero? Il mio pensiero è che i talenti ci sono, sotto l'occhio di tutti. Se andiamo a esaminare nello specifico, Verratti non è più un giovanissimo, è un giocatore che comunque l'Italia si affida a Verratti perché è un giocatore chiave del Paris Saint-Germain e deve partire soprattutto da lui. Per quanto riguarda gli altri talenti che ho visto nella diapositiva, ci si aspetta molto da Chiesa, soprattutto in fase gol, perché è un buon giocatore, buona corsa, buona tecnica, ma fa pochi gol. All'Italia servono più gol, non so se ho visto anche alla Fiorentina. Esatto, Bernardeschi non l'ho visto, se non sbaglio. No, vabbè, però è chiaro, dei quelli che servono all'Italia, perché saranno tutti titolari futuri dell'Italia, e Donnarumma ad esempio ultimamente sta facendo vedere quello che ha fatto vedere
in passato, quindi sì, i talenti in Italia ci sono e starà appunto a Mancini tirarne fuori il meglio. Sì, Donnarumma sta lavorando molto bene, quindi parliamo del calcio italiano, parliamo ovviamente dalla ricostruzione, no? Riprogrammare il tutto, una cosa veramente epica e anche molto faticosa, perché non è semplice rimettere a posto tutto dopo lo tsunami che abbiamo visto sia a livello sportivo che anche a livello istituzionale, però noi siamo anche un po' particolari, no? Lo domando tutte e due, siamo un po' particolari perché per esempio in pieno periodo Calciopoli 2006, in una Germania che organizza i campionati del mondo appunto del 2006, tutto programmato con stadi nuovi, campagne dei giovani, una nazionale importante, tutto quello che si vuole, l'Italia batte proprio la Germania e chi avrebbe detto, certo erano altri campioni quelli del 2006 rispetto alla generazione attuale, però mi sembra che l'Italia tutto sommato sia sempre un po' abituata a essere un po' creativa e anche se un po' raffazzonata a raggiungere l'obiettivo. Sentiamo Luca a livello... Mi ricollego a quello che avete detto prima, nel senso che il problema vero dei talenti italiani, abbiamo citato Bernardeschi per esempio, Chiesa, Barella, Zaniolo, Donnarumma, Verratti, che sono pesci, insomma ce ne sono vari disegni rappresentati, sono tutti giocatori che hanno un talento di piede incredibile. L'unico però che è veramente internazionale è Chiesa. Allora io mi domando, come mai abbiamo ancora un provincialismo, cioè l'incapacità di andare oltre quelli che sono i nostri cortili, i nostri campetti? Forse anche perché li abbiamo abituati a guadagnare molto, a rischiare poco. Io penso fra questi talenti ci metterei Immobile. Immobile ha la carta geografica di uno che può far benissimo in Italia e pochissimo all'estero. Allora dico, serve a una nazionale un talento di questo tipo? Secondo me no. Allora io rimango della mia idea e dico che se arriveranno allenatori stranieri, se faremo più campionati esteri, probabilmente l'Italia diventerà meno provinciale. E dall'altra parte dico una cosa banalissima, l'Italia è come se fosse una leonessa senza criniera, cioè i giocatori italiani hanno sempre dettato un comportamento, soprattutto quando sono stati attaccati per il loro orgoglio. Il lato tecnico è sempre stato altissimo. Allora, anche quando ci siamo trovati nel Mondiale di Germania, noi abbiamo messo delle qualità in più che gli altri non potevano programmare. Questa è la nostra forza. Se però perdiamo di vista il coraggio e la capacità di imporre gioco sugli altri, ma anche con un catenaccio. Noi siamo col proprio modo di giocare. Certo, siamo qui a discutere sul catenaccio, poi vediamo catenacci all'estero che sono anche peggio di quello che noi immaginiamo, che però portano a dei risultati che elimina l'Inter e vuole giocare di rimessa. Esattamente. Allora, il concetto è: ristabiliamo la nostra visione di gioco. Noi siamo l'Italia, siamo fra le nazioni più forti del mondo, abbiamo dei talenti notevolissimi, quello che forse ci manca è la mentalità, la testa. Ogni tanto ragioniamo come se la partita non contasse, come se non fossimo noi in fondo i rappresentanti del bel gioco. Là è il segreto delle vittorie. Quindi allora Luca dice mentalità innanzitutto, Alfonso, no? Mentalità innanzitutto e una sorta di provincialismo, che questo purtroppo l'abbiamo sempre avuto a qualsiasi livello, anche nello spettacolo, in tantissimi altri campi. Quindi secondo te è proprio questo il centro, cercare di avere una mentalità e che quindi i talenti bene o male ci sono, l'hai anche detto prima. Sì, ma adesso Luca citava il 2006 perché comunque l'anno che ci ha consacrati campioni del mondo. A me mi ha sempre impressionato, come a milioni di italiani, l'Italia di Conte, che comunque all'europeo con elementi come Giaccherini, Eder, Pellè è riuscito a compiere un quasi miracolo, perché c'era una compattezza di squadra mai vista prima. Quindi sono d'accordo con Luca, la mentalità italiana bisogna conservarla come tutta la nostra tradizione. Poi se ci sono talenti con qualità e tecnica che sono meno per il difensivismo, ben venga.
Sì, vabbè, questo poi è un discorso di come si vuole, diciamo, improntare, ma il fatto stesso che prima Luca parlasse appunto di uscire dalla logica del provincialismo e cercare di imporre una propria mentalità, appunto, è svincolato dalla modalità di gioco. Tra l'altro Luca, se non sbaglio, sì, parlava di allenatori, non so se ho capito bene, a Luca piaceva di più l'idea di avere allenatori stranieri in Serie A. Sì, perché effettivamente ultimamente è un'epoca dove ci sono pochi allenatori stranieri, ma forse è anche positivo averne più italiani. Beh, poi soprattutto italiani in Europa, li esportiamo. Allora, un tempo si lamentavano di questo. Questa è la cartina tornasole del fatto che noi come movimento sportivo esportiamo e quindi sappiamo esportare tattica, sappiamo insegnare calcio. Certo. Questa è una cosa molto importante, molte volte ce lo dimentichiamo per il movimento interno. Infatti ci sarà dopo una diapositiva, sempre la solita diapositiva un po' polemica con cui si inizia, diciamo, a parlare di calcio, di Serie A, e ovviamente ci sono sempre dei discorsi particolari sulle squadre minori e in realtà fanno parte della nostra Serie A. Le squadre minori esistono anche negli altri campionati, quindi non tiriamoci la zappa sui piedi. Io comunque mi devo fermare un attimo per 30 secondi per una piccola informazione pubblicitaria. Eccoci, seconda parte di Che calcio e che fa. Abbiamo parlato, ci siamo lasciati parlando appunto del calcio italiano, la situazione del calcio italiano, delle prospettive, però noi trattando il calcio italiano trattiamo il calcio all'interno del settore calcio globale di questo periodo storico che ha visto negli ultimi 10 anni una squadra e anche un movimento sportivo come quello spagnolo e quello del Barcellona imporre il proprio gioco, quindi è stato coniato il termine di guardiolismo, no? Quindi da Guardiola, quindi una gestione del pallone molto serrata, con giocate di prima, velocità, attacco, forcing molto performante e una difesa creativa da questo punto di vista. Questa situazione non è stata facilmente clonata da tutti i vari campionati, perché innanzitutto non c'erano i talenti, non ci sono stati i talenti ovviamente che ha avuto il Barcellona e la Spagna di questo periodo, ma soprattutto perché è un po' una filosofia di gioco. Allora, prima Luca parlava, per esempio, Luca Sartini parlava di calcio muscolare. Allora domando, in una fase storica, andando a fare un viaggio molto lungo nel tempo, che si perde dall'inizio quasi del calcio, dagli albori ad adesso, considerando i vari momenti storici, arrivando al guardiolismo, che tipo di calcio andremo in qualche modo nei prossimi 10 anni a trattare o a vedere? Quindi sarà un calcio muscolare? Allora, partiamo dal momento. Il giocatore, ogni ruolo di una squadra è rappresentato da un segno. Altobelli era un Sagittario, Prati aveva una forte componente fuoco. L'hai presa molto alla distanza. Alla distanza, ma sta a significare semplicemente che erano bravi fisicamente, ma avevano anche fortuna e avevano la capacità di lottare sulle palle aeree. Cosa succede? Oggi abbiamo 3-4 allenatori che sono allenatori che vivono, dormono, mangiano, pensano solo per il calcio. Klopp è uno di questi, Gemelli. Guardiola è in... Cioè tu dici che il mago Herrera non dormiva? Secondo me, che dormiva guarda che il mago Herrera si avvicinava a questi esempi. Appunto. Era esattamente questo, cioè il suo magico era questa follia. Sì. Allora io dico, l'unico che si avvicina a questa magia, chiamiamola nel termine persiano mag più grande. È un tedesco? È un tedesco? È un italiano, è Conte. Conte. E devo dire la verità che Klopp, Guardiola e Mu sono 3 allenatori che possono allenare comunque qualunque squadra, dimostrando nella fortuna come nella scarsa fortuna. C'è la palla è rotonda, rotola. Hanno un marchio di fabbrica. Hanno secondo me una capacità di aggiungere qualcosa. Marchio di fabbrica? 15, sì, quel 10, 15, 20% che serve. Quanti allenatori lo possono fare? Guardate Parigi.
Qual è questo 10-15%? È una capacità tecnica o può essere, perché io penso in Conte penso a una questione quasi psicologica muscolare, no? Perché sì, impone sì, e poi devi correre, eccetera. In Klopp è un po' più armonico e Guardiola ha un suo marchio di fabbrica che lo declina in tutte le squadre in cui è andato. Ma vedono, secondo me, questo è l'elemento, vedono nelle loro squadre non la squadra con i singoli individui, vedono un gruppo forte e fanno di tutto per convincere tutti a collaborare a un'idea di gioco. Per la verità sono maniaci, monotematici, non possono cambiare, è una droga la loro. Ma non è... può essere un limite, può essere un limite per il calcio italiano, nel senso che noi abbiamo degli ottimi allenatori che sanno fare papà, madre e quant'altro, fanno Natale con i giocatori. Questi non fanno Natale, non fanno Pasqua, però mettono quella cosa in più che in certe occasioni diventa decisiva, e io sono anche per questo calcio, perché questo calcio è un calcio di trascinatori, di motivatori. Quindi che vanno al di là la di motivazione, siamo nel periodo effettivamente dei mental coach, sì, e quindi grandi motivatori. Una Prego. piccola cosa, sono tutti apparentemente distanti da alcune logiche che invece sono molto forti. Se andiamo a vedere il modo in cui allenano le squadre, tutte queste squadre sono allenate ferocemente e la muscolarità di queste squadre non è mai lasciata al caso o al preparatore atletico, perché comunque è un continuo vedere giorno per giorno quello che si fa. Questo preoccupa un po'. Io se fossi un presidente sarei un po' preoccupato, perché sappiamo che Conte è molto performante, vuole avere molto anche scientifico lo so, perché i suoi metodi colgono qualsiasi settore. La medicina, mi ricordo che per esempio nel campionato europeo faceva fare dei test ogni giorno, prelievi del sangue per cercare di capire il livello di testosterone, insomma tantissime cose molto molto interessanti che cominciano, insomma c'è il grandissimo perfezionismo. Ho paura che si perda un po' di vista quello che è, diciamo, il talento del giocatore, su cui in teoria dovresti andare a costruire una squadra, quindi c'è l'aspetto psicologico. Sei d'accordo, Alfonso, su questa interpretazione, oppure il calcio futuro si attaccherà ad altre logiche? Io volevo collegarmi al discorso che stavamo facendo sulle motivazioni che dà un allenatore piuttosto che un altro, perché di recente Montella, in una sua dichiarazione / critica verso il collega Gattuso, ha parlato di quanto i suoi giocatori all'epoca, il Milan dell'epoca, non è che non correvano, ma ci mettevano poca intensità, e questo a cosa è dovuto? Secondo me è dovuto da cosa trasmetteva Montella all'epoca ai giocatori. Gattuso secondo me sta trasmettendo un'altra mentalità e i giocatori danno il tutto per tutto, quindi sì, sono d'accordo, ci sono certi allenatori, adesso non voglio mettere Gattuso nell'elite degli allenatori come Mourinho, Conte, però secondo me è un allenatore che prima o poi arriverà a quei livelli. Insomma, da quello che mi state raccontando c'è un discorso di motivazione, quindi un calcio quasi concettuale applicato sulla persona, sul giocatore, anche. Quindi meno sulla disposizione in campo, che dopo si giochi in un modo, si giochi nell'altro, alla fine è, diciamo, il far gruppo e essere squadra. È un po' una sconfitta anche per ciò che riguarda la crescita di questo bellissimo sport. D'altronde è stato inventato tutto e quindi è inevitabile che si vada, diciamo, a sconfinare su altri settori. Vabbè, adesso abbiamo parlato di calcio in senso generale, 360 gradi a livello mondiale, non solo quello italiano. Ritorniamo nel discorso prettamente internazionale e quindi vediamo invece il ragionamento che riguarda le super squadre, quelle che stanno vincendo nei campionati di appartenenza. La Juventus lo sta facendo in Serie A con un bel po' di punti di vantaggio, il Bayern non quest'anno, però negli anni precedenti ha sempre massacrato la concorrenza, il Paris Saint-Germain ormai ha praticamente vinto il campionato, insomma praticamente ci sarà una sorta di Superlega. È futuribile questa Superlega? Domando all'astrologo degli astri, visto che lui ha la capacità di poter guardare più in là. È futuribile, però io credo che sarebbe una sconfitta, perché comunque c'è bisogno di un movimento diverso. Probabilmente il problema non è tanto delle singole squadre che hanno giocatori eccezionali, basterebbe pensare a Mbappé
No, il problema vero è i ricavi economici, cioè come si riesce ad allargare la base di quelli che possono usufruire. Voglio dire, tante volte non è soltanto il premio per una vittoria in una manifestazione importante o anche soltanto la remunerazione di un pareggio, è il fatto di dire che con i diritti televisivi, con lo stadio di proprietà, con l'azionariato diffuso si possa creare un calcio che ha più, secondo me, economia sana e ha delle squadre che possono anche essere alternate, non sono soltanto queste sono squadre fortissime, però se vediamo anche la crisi del Real di questo momento, che poi è una crisi che bisognerà tutta da scoprire, da vedere, perché ci sarà probabilmente un momento chiave verso marzo-aprile con possibili cambiamenti o comunque una vendita di giocatori come Marcelo già preventivata in qualche maniera. Il concetto è che probabilmente ci troveremo di fronte a dei campionati che devono essere più competitivi. Io credo che tutti questi campionati di cui parliamo, in fondo l'unico interessante è il nostro, perché al di là del distacco che c'è fra la Juve a me sai che mi piace che tu possa ripetere alcune definizioni, me lo ripeti questa definizione perché mi piace molto. Il nostro campionato è più interessante. Oh, finalmente qualcuno che lo dice, perché io mi sgolo da questo punto di vista, almeno non sarà il più spettacolare, però dal punto di vista tattico non si discute. Va bene, ci siamo fermati qua. C'è stato un blocco, non volevo fermarvi, no, mi raccomando. Va bene, dai, torniamo allora sul discorso della Superlega. Alfonso, il tuo pensiero riguardo a questo? Sì, più che altro è un discorso che influisce sui fatturati dei club, nel senso che si andrebbero a eliminare delle squadre appunto che hanno dei fatturati. Quindi non c'è più l'interesse ad andare a vincere a tutti i costi, cioè, la passione che c'era una volta di voler perché il calcio è anche questo, il calcio è lo sport dove a volte succedono dei miracoli, a volte il portiere del Benevento segna contro il Milan all'ultimo minuto. Ma dai, è successo anche questo? Sì, purtroppo non so neanche io perché l'ho ricordato, però Brignoli. Da un certo punto di vista mi viene da un po' da essere lotito, però, perché a volte ci sono dei dislivelli troppo grandi nel nostro campionato. Mi viene in mente il Benevento, Realtà Frosinone, il Carpi, ci sono delle squadre che veramente sono troppo inferiori ad altre, quindi da un certo punto di vista una Superlega garantirebbe più spettacolo. Però poi la favola del calcio è anche fatta dalle squadre più piccole che e io parlo per esempio sempre di sorprese come il Chievo degli anni 2000, i primi anni 2000, era una squadra che giocava un calcio godibilissimo con giocatori buoni, non eccelsi ma governati molto molto bene, quindi certe volte quelle espressioni anche di calcio ci si affeziona a quelle situazioni. L'Empoli di Sarri, ci sono molte... ovviamente, il Verona di Bagnoli. Il Verona sì, poi se andiamo indietro ovviamente ci sono tutte queste espressioni. Va bene, diapositiva numero 8, guardiamo un attimo cosa c'è. Eccoci, Natale in Europa League. Qua abbiamo un po' di personaggi che sono rimasti al palo, nel senso che non sono rimasti nella coppa che conta, ma sono scivolati nella coppa un po' meno interessante, ma tutto sommato Alfonso proprio prima avevi accennato al fatto che è giusto perseguire questo obiettivo in un modo o nell'altro, anche perché poi ti faccio un ragionamento, ci sono su 30 squadre, adesso non mi ricordo quante sono, 30 squadre, 32 squadre, ci sono 4 italiane, 4 spagnole, poi ci sono 3 tedesche, 3 inglesi credo, e tutte le altre sono 1 o 2, quindi insomma l'Italia dovrebbe vederselo un po' con i dirimpettai spagnoli che di solito la vanno a vincere e cercare di andare a strappare questa coppa che prima o poi bisogna anche andarla a vincere. Infatti io non capisco il perché non si vada avanti, perché comunque le squadre italiane hanno il potenziale per andare avanti. Non è piaciuto l'atteggiamento del Napoli di Sarri l'anno scorso, non è piaciuto a tutto il movimento calcistico italiano e allo sport, perché comunque hanno preso sotto ogni anno capita questo. Ancelotti penso la prenderà sotto un'altra filosofia, un altro punto di vista, perché comunque sia bisogna capire che a parte la Juve, che è una cosa a parte che può ambire alla vittoria finale della Champions League, tutte il resto delle italiane possono ambire all'Europa League, perché questa è la realtà dei fatti. Quindi
per poi pensare di aumentare il fatturato e aumentare la popolarità a livello europeo e magari poi ambire alla Champions un giorno, bisogna assolutamente almeno arrivare in finale di Europa League. In un periodo di vacche magre dove la Juventus vince i campionati, vincere il Napoli, io andrei a puntare €1, lo punterei direttamente sul Napoli, perché insomma aver combattuto con il Paris Saint-Germain, con i grandi campioni, aver perso di misura con il Liverpool che è prima in classifica nel campionato inglese, quindi questo la dice lunga sul fatto che sarà una coppa molto interessante. Sentiamo il pensiero di Luca riguardo a questo. Come sorride, vuol dire che come cinepanettone, calcio panettone. Ci siamo, nel senso che voglio dire, sono 4 squadre, Napoli, Inter, Milan, Lazio, come la tua provocazione ci propone, che sono interessanti. Il Milan ha una tradizione europea, purtroppo forse questo è un anno in cui ancora non si vede quel Milan che realmente era proiettato fuori dai nostri confini. Il Napoli è una grande realtà. Io non avrei problemi a scommettere sul Napoli, perché sia Ancelotti che il Napoli come squadra leone sono molto forti, ma anche l'Inter. Il problema forse dell'Inter è che l'Inter è una grande squadra, Spalletti è alla prova del 9, però Spalletti è poco con una mentalità internazionale. Questo Ancelotti è più... Ancelotti sicuramente. La Lazio secondo me è purtroppo una squadra che ha Capricorno, forte, che ha delle amnesie che non ci dovrebbero stare in Europa. È meno continua e soprattutto è una squadra che ha, al di là del discorso spogliatoio, arrivi, partenze, Lotito, quant'altro, ha sicuramente un allenatore bravo, bravissimo, Ariete, ma che non riesce in certi momenti a motivare fino in fondo i propri giocatori. Un po' quello che un po' la grande pecca di Sarri dell'ultimo campionato, che dopo aver scartato l'Europa si è trovato a vincere a Torino e da lì ha perso il campionato. Ecco, arriviamo all'ultimo tema, poi parliamo un po' di campionato. L'ultimo tema è proprio scherzoso, velocissimo, una risposta molto veloce. Il Chievo si salverà? Un punto interrogativo, cioè puntereste, e lo domando all'astrologo ovviamente, €1 per la sua salvezza, visto che 3 partite, 3 pareggi. Ascolto incuriosito così. Allora, da un punto di vista generale, il Chievo, che poi ha degli aspetti bilancia, con tutte le quadrature delle posizioni, è nell'anno della sconfitta, della retrocessione, quindi non ha una squadra all'altezza per resistere. Però c'è un però, che è arrivato un allenatore bravissimo, Ariete, che potrebbe muovere questa corazzata che non c'è, e quindi io mi aspetto che in un futuro il Chievo, anche a breve, possa fare dei risultati. Da lì poi si vedrà, però certamente puntare €1 è una bella scommessa. È una bella scommessa, quindi non è facilissimo. No, mi fa piacere Fulvio che ne parli, perché comunque è una realtà piccola. Il Chievo poi tra l'altro ha sempre, mi fa ridere, sul web si parla sempre di allenatori pelati per il Chievo, quindi si vede che Ventura non ha portato poi così fortuna. Purtroppo quest'anno è una situazione disastrata. Il Chievo, come hai detto tu, è da più di 10 anni adesso in Serie A. Dal 2000. Ha sempre giocato in un calcio lodevole, ha avuto giocatori, anche adesso ha dei giocatori che non sono male, si è privato di Castro, che era un giocatore che comunque faceva il suo, e la vedo dura perché comunque la posizione in classifica è veramente difficile. Staremo a vedere, dai. Passiamo al campionato con la diapositiva numero 9, questa è più che altro la provocazione scherzosa che riguarda sempre il nostro campionato, ma chi vuoi che veda in TV Spal Chievo, e dall'altra parte il pallone saggio più vecchio dice perché sarà invece fantastica Watford, Cardiff City, poi ci sono quelli che dicono ma no, il campionato inglese, le partite più, che fascino, che fascino. Andiamo a vedere invece il turno, senza guardare la classifica, andiamo a vedere direttamente la numero 11, il turno successivo. Ecco qua, mi piace sempre dividere in fasce, quindi la partita più importante Torino-Juventus, più che altro per il suo appeal, la sua fantasia legata al passato, ai grandi scontri importanti. La Juventus, che forse magari si ritrova nella stessa cittadina, magari deve essere messa un po' in difficoltà dopo anche la sconfitta dell'altro giorno. Poi abbiamo un Atalanta-Lazio, che trovo che sia una partita sempre molto difficile per il campo dell'Atalanta, dove prende solo
ha la difesa diciamo più performante del campionato di Serie A in casa, è una Sampdoria-Parma, perché qua vediamo che Sampdoria, Parma e altre squadre sono tutte riunite in 3 punti, quindi insomma c'è la possibilità di avere quell'allungo verso l'ultimo posto dell'Europa League. Poi abbiamo un Bologna-Milan che in realtà è legato più che altro a Inzaghi e quindi alla sua precarietà, e quindi può essere veramente un colpo dello scorpione per cercare di risalire, e quindi il Milan deve fare un po' di attenzione. Dopo tutte queste disamine voglio avere il vostro riscontro, ovviamente sto facendo una piccola anticipazione. Inter-Udinese, perché comunque è una partita di rinascita dopo l'essere scesi in Europa League dalla Champions. Roma-Genoa è una partita sempre difficile anche per la Roma stessa, che non viene da un periodo positivo. Fiorentina-Empoli, un derby toscano, che sono lì le 2 squadre, con un Empoli in grandissima ascesa, una Spal-Chievo con una Spal che fa sempre molto bene in casa, e il Chievo appunto 3 partite, 3 punti con la nuova gestione. Un Frosinone-Sassuolo invece, un Cagliari-Napoli, che in teoria non dovrebbero dare grandissime sorprese, le ho messe in fondo, esatto. Poi vabbè, è tutto da criticare. Quindi allora, di queste partite, qual è la partita che, domando prima a Luca, la partita che può in qualche modo, se tu lasciando perdere la tua fede calcistica, andresti a vedere allo stadio? Io andrei a vedere almeno 3 partite. Una è quella della Sampdoria-Parma, perché sono 2 squadre leone e che hanno molta forza fisica, coraggio e capacità, con 2 allenatori molto bravi secondo me, forse un po' sottostimati ma molto bravi. E dall'altra parte ci sono 2 partite chiave, perché il Toro, che è Sagittario Toro, potrebbe realmente dare un segnale molto forte a questo campionato, come il Cagliari, che è gemelli, Cagliari contro il Napoli, dimostrerà a che punto è il Napoli, perché se il Napoli non passa a Cagliari, allora veramente non c'è più storia. Non c'è più storia. Beh, questo è un bel ragionamento, giusto, ottimo. Quindi allora ripetiamole. Allora la Sampdoria hai detto? Ho detto la Samp-Parma, sì. Poi Torino-Juventus e Cagliari-Napoli. Sei d'accordo oppure cambieresti questo trittico? Allora, per quanto riguarda il derby di Torino, io mi ricordo di una Juve che nelle poche volte che ha perso, sia in campionato che adesso Champions League, è dura ricordarselo, ha sempre fatto bene la partita successiva, perché ovviamente la Juve è abituata a vincere. Il derby è comunque un Torino che è sesto, è in uno stato di forma buono, quindi è una partita interessante. Inter-Udinese, se la Juve dopo una sconfitta è abituata a vincere, sono curioso di andare a vedere come Spalletti sarà riuscito a reimpostare la testa dei giocatori, perché di solito l'Inter, sotto il punto di vista mentale, quando arriva da una sconfitta è sempre un rebus. L'Udinese non è una squadra, diciamo, temibilissima, ha degli elementi importanti, ma sono curioso di vedere quello. Ovviamente do ragione, concordo con Luca, Cagliari-Napoli. No, ma le tue partite, scusami, non ti voglio interrompere. Le mie partite, Torino-Juventus, Inter-Udinese e Atalanta-Lazio, perché comunque mi interessa vedere la reazione della Lazio. E anche l'Atalanta, che comunque l'Atalanta ha 21 punti, quindi è sempre vicino. Beh, sì. Allora, interessante l'argomento dell'Inter, perché secondo te può andare a schierare dei giocatori, penso allo stesso Lautaro Martinez, cambiare qualcosa, visto che ormai la Champions è via, no? Anche se ci sarà l'Europa League, secondo te può aprire ad altre logiche di gioco, visto che bene o male l'importante è rimanere nel gruppo delle prime 4, perché l'obiettivo dell'Inter a questo punto primario risulta essere quello. Sei d'accordo, Alfonso? Allora, sento i pareri dei tifosi interisti, vogliono Keita tutta la vita dentro questa squadra, quindi un giocatore che adesso sta esprimendo il massimo. Io lo metterei dentro. Per quanto riguarda Lautaro Martinez, non mi sembra il giocatore che possa cambiare la stagione. Secondo te, cioè, Spalletti svolterà? Svolterà, non lo so, nel senso, lui è abituato comunque a fare un turnover, anche in difesa soprattutto, magari riproporrà Miranda, penso che qualche cambio lo fa. A centrocampo purtroppo sono sempre quelli, quindi non è che abbia molte scelte. Penso che rimarrà più o meno magari darà un riposo a Perisic e sempre la staffetta De Vrij Miranda, quindi magari giocherà Miranda.
Il discorso del Napoli, invece Cagliari-Napoli, che quindi, come diceva Luca, che il Napoli se segna il passo con un pareggio, anche solo un pareggio, vabbè, non è che cambi più di tanto. Vediamo un attimo la classifica, così ci rendiamo forse conto delle distanze. Quindi abbiamo 8 punti tra la Juventus e il Napoli. Se segna il passo andiamo a 10 probabilmente, se la Juventus lo batte, però è anche vero che se la Juventus segna il passo con una sconfitta col Toro, rimaniamo a 5 punti, vediamo, quindi l'Inter a 29, il Milan a 26, ecco, non è riuscito il Milan l'ultima volta a vincere, quindi in qualche modo avvicinarsi non solo all'Inter ma a staccarsi dalle inseguitrici, e comunque segue la Lazio, e poi quel gruppo che dicevo prima che va dal Torino fino alla Fiorentina di 7 squadre, con Torino al 22, Atalanta, Parma, Roma, Sassuolo a 21, Sampdoria 20 e Fiorentina 19. Quindi qua tutto sommato un paio di partite in anelli, 6 punti, ti ritrovi a ridosso effettivamente della zona Europa League. Quindi è interessante, domando Luca, questa situazione, perché rende anche un po' più brioso il nostro campionato così vituperato. Molto interessante, ma interessante anche, mi riallaccio a quello che è stato detto prima, cioè ci sono 2 giocatori che secondo me sono fondamentali nell'Inter di questo momento e anche del prossimo futuro. Uno è proprio Lautaro Martinez Leone e l'altro è Politano Leone. Sono 2 giocatori che gli interisti devono considerare, perché possono essere quelli che mettono in discussione ruoli o che mettono l'allenatore nella facoltà di poter fare un altro tipo di gioco. Quello che mi preoccupa, e parlo da milanista, da timido, tiepido milanista, è che ci troviamo di fronte sicuramente a un Inzaghi che è alla prova del 9 e forse è arrivato con delle esperienze non felicissime come allenatore, al di là del discorso di Venezia. E per nostra fortuna non c'è Donadoni, che io reputavo invece giustissimo per la panchina del Bologna. Però credo che le insidie che il Milan avrà sono rispetto alla bellezza del gioco, cioè lì non si deve stare a imbellire, ad andare di belletto, cioè bisogna giocare con il coltello Fredetti, perché dall'altra parte abbiamo una squadra che sicuramente sarà motivata, ma che ha una certa fragilità psicologica, quindi riuscire a imporre il proprio gioco potrebbe significare portare a casa un risultato importantissimo per il Milan. Ecco, importantissimo. Mi apri un po', mi dai là anche per ciò che riguarda la questione, diciamo, del mercato del Milan, visto che voi siete di area milanista. Ibrahimovic, dal mio punto di vista, è un valore aggiunto anche a 37 anni per un insieme di cose: grande professionista, grandi giocate, un ruolo un po' più arretrato ci può stare nel tempo, grande dispensatore di giocate, quindi e soprattutto può far crescere anche un po' tutto il gruppo. Queste motivazioni le rivedete oppure per voi è no? Ibrahimovic al Milan? Per me, al di là del Milan, io sono convinto che sento già i fischi sullo sfondo, anche se non ci sono, che Ibra e Balotelli siano 2 giocatori che in un contesto internazionale, una squadra che vuole vincere deve saper tenere a freno e utilizzare, in particolare Ibra. Ibra ha già praticamente rinnovato il contratto, quindi sarà difficilissimo, però è un giocatore in una stagione splendida. Farebbe comodo a chiunque, Napoli, Inter, Milan, chi volete voi. E Balotelli è più difficile, perché Balotelli ha perso molto di quello che era, però anche lui è in una situazione particolare quest'anno. Io l'unica cosa che dico è che il Milan avrebbe bisogno sicuramente di Ibra, ma ha bisogno anche di Paquetá, che è una vergine con grandissime potenzialità tecniche. Bene, vedremo, c'è molta curiosità su questo giocatore, indubbiamente. Sentiamo un milanista d'oca come Alfonso. Allora, guarda Fulvio, per quanto riguarda Balotelli, io penso che le sue chance, abbiamo visto poco tempo fa con Vieira, ha avuto una discussione, nel senso siamo sempre alle solite, quindi è inutile stare a riprendere. E Ibra invece? E Ibra invece, secondo me, l'arrivo di Gazidis ha stoppato la trattativa, nel senso che ha in qualche modo rallentato, perché io sono dell'idea che non è tutto già definito. Secondo me fino alla fine di gennaio ci potrebbero essere dei colpi di scena, quindi Ibra potrebbe ancora venire a Milan. Però la filosofia di Gazidis magari è più orientata su giovani giocatori, e magari anche lui pensa che può destabilizzare l'ambiente.
si parla di un Quagliarella che magari rispetto a Ibra è un giocatore che caratterialmente parlando è un po' più tranquillo, i suoi gol li ha sempre fatti, poi bisogna vedere il ruolo, perché comunque i titolari con un eventuale arrivo di Quagliarella sarebbero comunque Higuaín e Cutrone. Insomma, vabbè, diciamo che però è anche bello fantasticare, riuscire in qualche modo a incastrare almeno mentalmente queste ipotesi di giocatori, perché il calcio in fin dei conti è fantasia. Ma abbiamo visto che la puntata di oggi è stata sì fantasia, grande praticità a livello calcistico, ma soprattutto uno sguardo verso l'alto, verso gli astri, e questo l'abbiamo avuto grazie indubbiamente agli ospiti di oggi, in particolar modo a Luca Sartini. Non siamo ancora arrivati ai saluti finali, perché prima di questo c'è da fare un piccolo intervento a livello di, chiamiamolo così, di beneficenza, una piccola parentesi che incominciamo a inserire nella nostra possibilità, questo piccolissimo spazio a livello calcistico, anche perché poi sono situazioni che si conoscono. Io quindi voglio in qualche modo sponsorizzare il canile municipale Monte Contessa di Genova, e quindi mi raccomando, se avete bisogno di un amico fidato, bisogna andare sulla unaonlusgenova.it e vedrete che ci sono dei bellissimi amici che vi possono seguire a casa. Io ne ho preso uno, per esempio. Mentre invece Che Calcio Che Fa ha sempre una serie di appuntamenti, e mi piace ricordarlo. Ovviamente venerdì prossimo l'ultima puntata del 2018, poi partiremo a gennaio con la ripresa del campionato, al venerdì alle ore 21, il sabato alle 18 in replica, e poi l'appuntamento radiofonico presso Silver Music Radio al lunedì alle ore 11 con gli ospiti che a rotazione arrivano e vengono intervistati da me e ci raccontano sempre le loro bellissime storie in radio, e poi sul web con www.checalciochefa.com con qualche considerazione, qualche notizia simpatica. Quindi siamo arrivati veramente ai saluti, quindi io ringrazio, anzi forse prima di ringraziare voglio sapere da te l'acquario, una parola per l'acquario, così tanto per una parola però. Sì, l'acquario deve darsi da fare, deve imparare a capire dove deve rompere e dove deve invece riallacciare i rapporti. Salutando, dico a tutti che un grande talento che la Nazionale e il Milan ha sarà, secondo me, una delle chiavi d'accesso a una buona visione di gioco, ed è Cutrone. Cutrone Capricorno è un grandissimo giocatore, che è uno spreco quando non gioca. Questa è anche un po' la risposta al fatto di arrivi Ibra oppure no. Ringrazio Luca Sartini con quest'ultima dissertazione astrologica, grazie a te. Noi ci vedremo comunque prossimamente anche in radio. Saluto Alfonso Sciascia di Carta Canta Web, Forza Milan. Allora a questo punto ovviamente saluto te Fulvio e tutti gli ascoltatori, seguiteci su cartacantaweb.it. e un caro saluto anche a Massimo Canta e Vincenzo Matrone di Carta Canta Web. Noi ci vediamo settimana prossima, venerdì prossimo alle ore 21. Ciao.